mai. Continuiamo a subire modelli culturali imposti e ad agitarci a vuoto. Il passato, nella sua dimensione problematica, impedisce la nascita di nuove idee ed ostacola l'originarsi di nuove possibilità. Insomma, sopprime la flessibilità del sistema rendendolo rigido, lineare, irreversibile. Noi invece abbiamo bisogno di sperare, di guardare avanti. Quindi il linguaggio della narrazione lo accettiamo come linguaggio tale per cui gli eventi possano situarsi in un orizzonte più vasto di possibilità. E usiamo il linguaggio polisemico che consente di guardare la realtà contemporaneamente da più punti di vista, cambiando forma e contenuto di questa autonarrazione. A quel punto, vi garantisco, si avrà la sensazione di avere presa sul proprio destino, sul nostro destino. Si comincia ad avere l'impressione di poter essere non più attori col copione imposto da altri, dal dominatore o dallo sfruttatore di turno, ma registi con una gamma di possibilità diverse della nostra sorte. Ritornando alla Sardegna e sui problemi, quindi è il cambiamento di questo meccanismo che dobbiamo propiziare. Lo possiamo fare cambiando forma e contenuto dell'autonarrazione per aprirci un orizzonte più ampio di possibilità, aumentando la nostra capacità di vedere il problema da più punti di vista contemporaneamente. Io credo che la cultura sarda abbia in sé i germi di un'evoluzione rapida nel mondo moderno. In presenza di stimoli il nostro substrato culturale verrà fuori, riaffiorerà ed elaborerà soluzioni sincretiche in una situazione di incontro di culture, non più di scontro o di sudditanza ad altre culture. I sardi potranno essere collettivamente padroni del loro destino, sottrarsi al giogo di una colonizzazione politica e culturale ed attuare una reale crescita economica. Questo accadrà quando avranno acquisito i poteri di uno Stato. Però, nel frattempo, cosa tocca a noi come individui fare? Possiamo provare a riprendere in mano le redini del nostro destino individuale, studiando e rivalutando ai nostri occhi e anche agli occhi di chi ci guarda da fuori i modelli culturali nostri che ci appartengono come membri di questa comunità etnica e utilizzando le categorie mentali nostre fino ad ora gravate dall'irrisione del dominatore di turno, dal tabù, come stimolo contrattivo con le culture altre con le quali entriamo in contrasto, stimolo per la creazione del novum, dall'integrazione degli opposti, insomma, come dicevo prima, e creazione di un novum che possa realmente attribuire un senso nuovo al nostro stesso essere al mondo qui, in questa terra, secondo modalità però di poter essere e non dell'essere dati dal dominatore o dallo sfruttatore di turno. Vi ringrazio.